Nicola Roverano, capitano del Volley Treviso, che ha appena vinto 3-0 la Coppa Veneto Under 14, trofeo Mikasa. Prima domanda d'obbligo: che emozione è portare la striscia del capitano in un palco come il Palaverde? Portare la striscia del capitano è comunque una soddisfazione, un impegno che il giocatore si deve prendere e portare a termine durante la stagione e comunque durante ogni partita. E farlo in un palcoscenico come il Palaverde, che è la storia della pallavolo italiana, com'è stato? Farlo appunto in questo palazzetto qua è stata un'emozione unica, perché sì, insomma, giocare in palestre così grandi, in palestre così con una storia importante, per noi è una grande cosa. Sulla partita, un primo set in cui avete avuto magari anche un po' di paura, poi il resto è andato via abbastanza liscio. Sì, il primo set abbiamo avuto dei momenti in cui comunque siamo un po' calati di tono, però siamo riusciti nel finale comunque a concretizzare la fatica che magari ci abbiamo messo per recuperare quei punti persi. Quanto è bello vincere un trofeo così importante, così giovane, in un posto così importante? È indescrivibile. Allora ti lascio ai tuoi compagni che adesso possono andare finalmente. Prego, avanti.